L'Archivio Valente del Favero di Sora ha ospitato domenica 5 maggio la cerimonia di premiazione della quinta edizione dell'Encomio Nazionale Arte e Solidarietà curato dall'Accademia del Leone. Al tavolo dei relatori, insieme al fondatore e presidente dell'Accademia, Antonio Mantova, l'assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Sora, Maria Paola Gemmiti, ed il professor Gabriele De Ritis, presidente dell'Università Popolare di Sora. Il nostro territorio è un territorio molto ricco di genialità, di persone veramente capaci di creare cose meravigliose, e questo ce lo dicono Antonio Valente, a cui è dedicato questo bellissimo archivio, e chiaramente il nostro grande Vittorio De Sica, e quindi anche tanti altri, e quindi l'Accademia del Leone ogni anno cerca di trovare queste persone speciali che ancora sono nel mondo e quindi di premiarle. Questa sera succederà anche una cosa particolare: siamo qui nell'Archivio Valente, che è un piccolo tesoro della nostra città, che si arricchirà di nuove sale che si è voluto dedicare appunto a Vittorio De Sica. Quindi una serata veramente speciale. Io ringrazio tantissimo l'Accademia del Leone, in particolar modo Antonio Mantova, per una vita veramente spesa per la nostra città, per queste persone speciali della nostra città. A me purtroppo piace fare queste cose, mi piace farle per Sora, non c'è niente di vantaggioso personalmente, e anzi, se devo essere sincero, ci rimetto pure qualcosa, però lo faccio perché mi piace farla, mi piace. Questo riconoscimento è nato 5 anni fa, va dato alle persone che si impegnano sul serio, senza raccomandazioni, senza favoritismi, senza niente. È a livello nazionale, abbiamo premiato mezza Italia, e anche oggi c'è gente che viene da lontano, quindi vuol dire che è apprezzato. 2 le sezioni in cui il premio è articolato: Perseo e Schweitzer, che riconoscono meriti in ambito artistico e letterario e per l'impegno sociale e nella solidarietà. A ricevere il Perseo Encomium Daniele Dell'Uomo, Rocco Di Passio, Amedeo Di Sora, Pierangelo Maurizio, Gianni Nicoletti, Roberta Pugliesi, Antonietta Rea, Maria Scerrato ed Alessandra Tanzilli. Il premio Schweitzer invece è stato assegnato all'Associazione 360 Gradi nella persona del presidente Gianni Pede, a Santina Pistilli ed Angelica Spalvieri. Sentimento unanime dei premiati il ringraziamento ad Antonio Mantova e all'Accademia del Leone per l'impegno quotidiano che ormai da decenni dedica alla divulgazione e alla conoscenza sul territorio e soprattutto verso le nuove generazioni della genialità dell'architetto e scenografo Antonio Valente. Tenetevi ben stretto il professor Mantova, perché è uno dei tesoretti della zona, perché tu puoi avere tutte le meraviglie del mondo, ma se non c'è chi le coltiva, la memoria, ne organizza gli spazi, che te ne fai di quella roba lì? Quindi sono veramente molto contento e onorato di questo encomio. Grazie. A conclusione della cerimonia di premiazione è stato possibile visitare una nuova sala documentale dedicata all'architetto Valente ed anche una piccola galleria dedicata alla figura del regista e attore sorano Vittorio De Sica. La galleria Vittorio De Sica, piccolina ma molto significativa, che non è solo fotografie prese nei film, nei grandi film, ma è stata ricostruita la storia. De Sica e la sovranità, De Sica e il cinema, proprio attraverso delle immagini e dei reperti pure che ho dovuto trovare qua e là. Ulteriori spazi che impreziosiscono ancora di più il valore dell'Archivio del Favero Valente.